Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in compagnia delle Sibille, le ho prese capovolte. Come state? Quindi si ricomincia la settimana di dirette, vi ricordo i prossimi appuntamenti, giovedì alle 19. Le dirette sono ogni martedì e ogni giovedì, il martedì alle 21:15, il giovedì alle 19 insieme col Marietto Veneziano. Quindi, come dico sempre, se non dovessi riuscire a rispondere alla vostra domanda durante la diretta di questa sera, ci sono i prossimi incontri, le prossime dirette, quindi giovedì poi alle 19 saremo insieme il Marietto e la sottoscritta, quindi doppio, doppio parere sulla stesa che corrisponderà alla vostra domanda. Ma se vi basto io, ci siamo questa sera, siamo qui, possiamo provarci. Allora, proprio oggi a proposito ho rilasciato un video nuovo per un piccolo sacchettino che segue un rituale molto semplice, una piccola ritualistica. Guardate il video perché ne ho parlato proprio giusto poco fa, l'ho messo sul canale YouTube, quindi date un'occhiata, perché spesso parlo di prosperità, parlo di abbondanza, ho fatto diverse condivisioni in questa direzione, ma non tutti quelli che si cimentano con l'attrarre la prosperità e l'abbondanza in realtà riescono, perché sono poi troppo impiastrati in situazioni difficili. Quindi questo sacchettino vi aiuterà per le qualità degli ingredienti usati quindi a rimuovere tutte le tossine che sono di natura eterico e astrale e che causano delle difficoltà sotto l'aspetto economico. Bene, diciamo che adesso vi ricordo, prima di iniziare a rispondere, quali sono le solite cose che ricordo ad ogni diretta. Mi raccomando, se mettete la domanda restate collegati, perché nel momento in cui venite selezionati ho necessità che rispondiate prontamente ci sono oppure presente, così da darvi la risposta. Se selezionati non date cenno di essere presenti, a parte la perdita di tempo, passerò a un'altra persona. Quindi mi raccomando, è importante. Altra cosa, quando mettete la vostra domanda, ricordate di concentrare tutto in un unico commento, così che io, la regia, nel nostro caso il Marietto, no? Non debba andare in giro per la chat e i commenti della chat a cercare come si conclude la vostra domanda. Quindi concentrate tutto in un unico commento, scrivete il vostro nome e la vostra data di nascita. La domanda deve essere mirata, quindi dovete specificare non solo in che direzione intendete fare e porre il vostro quesito alle domande, ma anche i dettagli che riguardano la situazione che state vivendo. Quindi se per esempio chiedete come prosegue il vostro rapporto con Tizio Caio, dovete scrivere: frequento Tizio Caio da tot, è un periodo un po' così, oppure siamo ai primi approcci, vorrei capire cosa pensa veramente sul mio conto, oppure vorrei capire che intenzioni ha, oppure durerà questo matrimonio, oppure ancora, se la persona con cui vi state frequentando è già impegnata, specificate, mettete anche questo dettaglio. E mi raccomando anche il nome e la data di nascita della persona. Bene, detto questo, ovviamente non riguarda solo domande sentimentali, potete anche fare domande lavorative, domande legate per esempio alle compravendite. Il limite non è nella capacità di rispondere delle sibille, ma nella capacità di porre correttamente la domanda e di interpretarle correttamente. Quindi a questo lavoriamo. Va bene, scherzi a parte. Quindi vi ho spiegato, se mettete la domanda partecipate, siate presenti e rispondete subito quando venite chiamati. La domanda deve contenere questi dati, che sono le scie energetiche fondamentali per riuscire a rispondere a una diretta dove non c'è un contatto immediato, quindi diversamente durante i consulti siamo collegati al telefono, quindi siamo insieme, in poche parole, in quel momento si crea un canale fra noi, in questo momento un canale condiviso tra le persone che lo guardano adesso, che lo guarderanno in futuro. Vi sembrerà strano, ma il futuro influenza il passato e viceversa, quindi ci sono tantissime scie energetiche contemporaneamente in questo momento, e quindi ho bisogno che voi siate precisi.
Okay? Bene, vi ricordo però dove potete trovare non solo il materiale che condividiamo gratuitamente, ma anche le tante cose che abbiamo condiviso nel corso del tempo. Abbiamo il Marietto Veneziano e la sottoscritta, ciascuno il proprio canale YouTube. All'interno dei nostri canali YouTube abbiamo raccolto moltissimo materiale video, all'interno di playlist, tutte suddivise e catalogate per argomento, quindi se mi interessano gli argomenti di radionica, di radiestesia, gli argomenti della tarologia, gli argomenti dell'ermetismo, dell'astrologia, trovate tantissimi spunti, tantissimi video da guardare. E perché no, nel nostro sito www.ilcapitano.intervista.org, nelle varie sezioni del sito, trovate materiale da scaricare gratuitamente. Questo materiale in cosa consiste? Abbiamo condiviso nel tempo moltissime dispense sia di circuiti radionici, che se non conoscete avrete finalmente il modo e occasione di conoscere, perché fin da subito potrete scaricare, come dicevo, appunto dal materiale gratuito del sito, le dispense dei circuiti, e seguendo i nostri video sui canali YouTube potrete fin da subito cimentarvi con l'applicazione delle onde di forma, quindi mi raccomando, seguiteci e mettetevi subito all'opera, perché vi sembrerà, ma le onde di forma possono veramente influenzare beneficamente la nostra vita attraverso i nostri corpi sottili. Quindi andate fin da subito a darvi da fare per cambiare le vostre vite. Ovviamente sia il Marietto che la sottoscritta sono disponibili per consulti privati. Il consulto ha una durata di circa 40 minuti e un costo di 20 euro, quindi non esitate a contattarci per prenotare il vostro appuntamento. Potete scriverci tramite i nostri numeri via WhatsApp o Telegram a vostra preferenza. Nel sito, inoltre, la sezione shop mostra quali sono i nostri servizi professionali, fra cui vedrete sicuramente questo talismano che appartiene alla tradizione ermetico-cabalistica, la nostra tradizione, quindi è un talismano veramente bellissimo, oltre, vabbè, deve essere a gusto personale, bellissimo, bellissimo inteso esteticamente, ma per quanto riguarda il significato e il condensato di simboli spirituali, questo secondo me è il non plus ultra, raccoglie veramente tutto quello che serve a costruire non solo una vita, ma anche un futuro, un mondo nettamente migliore. Quindi è il massimo propiziatore di equilibrio, di benessere, di armonia, cioè di tutto quello che serve alla nostra persona per veramente riuscire a costruire tutto quello che desideriamo e che sia più giusto per noi, chiaramente. Ognuna di queste piccole sfere incise sul ciondolo raffigura un livello di coscienza angelico, quindi per farvela molto semplificata, conosciamo tutti le schiere angeliche, o quantomeno buona parte avrà sentito parlare degli angeli, degli arcangeli, delle virtù, dei troni, delle potestà, dei serafini, dei cherubini, quindi ci sono tantissimi livelli di coscienza, ognuna di queste intelligenze divine ha dei compiti in questo equilibrio cosmico e in questo mondo materiale nel quale viviamo, e attraverso questo mondo materiale siamo totalmente immersi in una realtà spirituale bellissima. Queste intelligenze effettivamente regolano tutti questi piani di esistenza e ovviamente perpetuano e perseverano il piano divino. Quindi sappiate che già solo per questo simbolo varrebbe veramente la pena di averlo, ma è stato ulteriormente programmato e lavorato dal Marietto e dalla sottoscritta per mantenere, diciamo così, le difese della persona che lo possiede. Le difese sono da intendersi a tanti livelli, anche livelli più sottili, più occulti, ma anche a livello proprio fisico, personale, dal momento che è programmato per tenere distanti anche malintenzionati, persone che possono in qualche modo causarci danno, persone con cui abbiamo costruito relazioni ehm,
vampirizzanti, ecco, cose che ci deprivano di forze, di energie. Quindi è veramente un bellissimo ciondolo, a cui sono stati aggiunti anche programmi per mantenere il riequilibrio dei corpi sottili, le nostre forze vitali, eccetera. Quindi veramente è qualcosa di molto importante. Ma nel sito trovate anche altro, quindi questo sicuramente lo suggeriamo veramente a ogni piè sospinto per tutte le persone che sentono necessità di fin da subito percepire dei miglioramenti nella loro vita. Tra l'altro quel ciondolo si presta anche a successive programmazioni su commissione, quindi nel tempo può essere ulteriormente lavorato proprio perché vi porti altro, vi permetta di conseguire anche altri obiettivi. Ovviamente della tradizione ermetico-cabalistica fanno parte, a buona ragione, anche i sigilli salomonici. Noi li usiamo prevalentemente a scopo di rettifica e correzione di quelli che sono gli influssi planetari che ciascuno di noi riceve, ognuno in sua misura, ognuno in modo diverso, al momento della nascita. E quindi proprio perché alcuni governatori planetari sembrano favorire qualcuno e far inciampare qualcun altro, bene, i sigilli salomonici si prestano a propiziare tutti quegli ambiti del nostro vissuto personale che purtroppo tendono a creare problemi. Quindi si va ad analizzare la vostra data di nascita e si individua quello che effettivamente si presta meglio a scopo di rettifica. Sono sempre dell'idea che la persona con le forze giuste e le armi giuste riesca a raggiungere anche autonomamente i propri obiettivi. Quindi si parte nella maggior parte dei casi nello studio di quello che effettivamente sta causando delle difficoltà e se lo ha già fatto in passato, allora probabilmente è un problema che state portando voi nella vostra vita proprio a causa della configurazione astrologica, mentre se le dinamiche possono essere magari diverse di altra natura, si valuta anche ritualistica, quindi anche questo è un servizio che valuteremo insieme. E sempre ovviamente della tradizione ermetico-cabalistica, ma direi che ora cominciamo a rispondere alle domande. Segnatevi giù anche il numero del Marietto che è in sovraimpressione in questo momento. Intanto che ancora il numero è lì e voi lo potete segnare, saluto le persone che si sono collegate. Buonasera Mary, buonasera Daniela, buonasera Giulia, Doriana, buonasera anche Pierluca, buonasera Cristian, Giuseppina, buonasera anche a te, Sandra, buonasera Marina. Allora, Marina, devi scriverla meglio quella domanda. Ho speso quasi un minuto della diretta a spiegare come formularla, però rispondo a Daniela. Guarda se c'è Daniela. Sì, allora Daniela, dimmi se ci sei. Vi ricordo che se scrivete la domanda dovete poi anche restare collegati e rispondere prontamente quando venite chiamati. Nel frattempo spiego nuovamente a Marina che non basta il nome e la data di nascita, deve essere formulata una domanda. Famiglia vuol dire tutto, vuol dire niente, quindi mi raccomando Marina. Ok, Daniela c'è, quindi rispondiamo a Daniela. Ciao, sono sola da tempo. C'è la possibilità di una nuova relazione soddisfacente per me? Daniela 5 maggio del 63. Grazie. Quindi vediamo per Daniela e la sfera sentimentale, vediamo se si presenta qualcosa per lei, qualcosa di soddisfacente. Ma il taglio, insomma, il taglio non è che faccia ben pensare di tutto quello che ha incontrato finora, si direbbe persone, insomma, che molto prese da sé, poco, insomma, un po' di penuria di gente valida. Allora, vediamo un po'. Allora, quindi Daniela,
Diciamo che in passato le sibille ci raccontano di una situazione che, forse non so se è nata nel contesto lavorativo, compare donne di servizio deliranti, quindi diciamo, una situazione un po' confusa, forse chiacchierata o con una persona, con intenzioni poco chiare, quindi oggi diciamo una cosa, domani un'altra. C'è stato sicuramente un corteggiamento e forse anche qualcosa di più. Vedendo Stanza Amante sembrerebbe che insomma un tipo di coinvolgimento, ma è stata un'avventura da come la raccontano giù le sibille. Attualmente sembra girarti intorno una figura, quindi c'è questo domestico spesso il domestico, indica un uomo un po' più giovane, oppure un collega, un carissimo amico che sembra comunque estremamente disponibile nei tuoi confronti, quasi fraterno, ecco, molto vicino. Quindi una persona che in questo momento è lì, non so se ti studia o se tu stai studiando lui. C'è un principio di diffidenza, quindi un'iniziale, antipatia o è un po' così, non è che proprio ti faccia fare i salti di gioia. Questa carta del nemico chiaramente descrive, qualche piccola difficoltà nel capire se questa persona ti sta corteggiando oppure no, ma fondamentalmente sembra, che a modo suo sia cominciato un corteggiamento. Quindi diciamo che sembra che tu sia un po' lì che stia prendendo le misure, ma nel prossimo periodo devo dirti che si comincia a vedere qualcosina. Non è che non ci sia proprio niente, anche se sei sola da tempo, ehm, potrebbero anche esserci delle occasioni. La carta dell'allegrezza al cuore comunque nella linea del presente parla anche di opportunità, eventuali flirt. Probabilmente cerchi qualcosa di più significativo, qualcosa che risponda meglio ai tuoi bisogni ed effettivamente, come ti stavo dicendo, le carte del prossimo periodo si sviluppano proprio nella direzione della soddisfazione dei tuoi bisogni. Succede quindi che o riceverai degli aiuti o la persona che in questo momento ti fa un po' sospettare, in realtà sarà effettivamente una persona presente, una persona che ti sarà vicina. Quindi questo ti permetterà di cominciare a immaginare una svolta, qualcosa di diverso o di più significativo. Ora, se effettivamente tutto concorda nella stessa narrazione, nella stessa storia, allora potrebbe trattarsi veramente di questa persona che ti gira intorno in questo momento, ma potrebbe anche in realtà trattarsi, di un altro uomo, quindi più grande di questo che c'è adesso e che effettivamente sembra, una persona veramente a posto, per bene, da qualità altruistiche. Di fatto però, ehm, come continuano e come chiudono, quindi sicuramente ci sarà un incontro importante o comunque una persona che ti farà sognare, anche desiderare che la cosa sviluppi di più. Probabilmente questa cosa avvierà, è possibile che si faccia un viaggio oppure che la situazione cambi sviluppando positivamente. Ma in tutto questo passaggio, quindi in tutto questo crescita del rapporto, comincerà a esserci, la figura di una ragazza più giovane che creerà contrasto. Quindi è possibile che si tratti o di una figlia tua o di una figlia di questa persona che non sembrerà accettare di buon grado questa situazione, quindi possibilmente tramerà in qualche modo. Quindi nella nell'esito cosa si vede? Un po' di rassegnazione, no, quasi come se quando c'è qualcosa di bello poi si crea sempre qualche situazione che rovina un po' le cose. Quindi diciamo che c'è un pochino di un po' di resa o come quasi uno scoraggiamento di fronte a situazioni più grandi che in qualche modo, potranno, ehm,
far un po' scadere il sentimento che stava crescendo, però di fatto resta la possibilità ancora di recuperare, di riflettere, di comunicare. Quindi io, penso che ci sarà comunque un'esperienza prossimamente. Bisogna capire poi come prosegue tutta la situazione, tutta la vicenda, quindi che sviluppi poi verranno fuori, però è probabile che nel prossimo periodo, quindi quel dottore lì, vorrà significare un incontro, abbastanza significativo. Allora, passiamo a un'altra domanda, Marina. Allora, Marina, 14 febbraio del 65. Brutto clima generale in famiglia, figli, ho paura che qualcuno me l'abbia tirata. Allora, cerchiamo di capire. Vediamo un po' la situazione quindi a casa per Marina. Eh, Vediamo che cosa ci raccontano le sibille per lei. Marina, 14 febbraio del 65, la situazione a casa e gli sviluppi. Qua si è creato, non so se vedete, quindi giro e giro. Ma allora, sicuramente c'è una forte instabilità a casa, questo ti causa sicuramente grandi afflizioni. Il clima è molto altalenante. Vediamo comunque cosa ci racconta la stesa. Ma Ma ascolta, la prima linea, inquadra un po' gli episodi recenti o comunque una situazione, ehm, che in qualche modo ancora sta causando, quello che è il tuo, personale vissuto di questo momento. Quindi abbiamo una situazione un po' strana, ci sono sicuramente probabilmente delle cose che si sono sviluppate a partire da una situazione lavorativa. È possibile, Marina, che, quindi, come si dice, l'occasione rende l'uomo ladro e in effetti qualche situazione è partita o da guadagni o da, come si chiamano, tipo i trattamenti di fine rapporto, quindi tutto è legato da una situazione che ha creato un'opportunità. Quindi potrebbe essere un'occasione di lavoro che sembrava poter dare dei vantaggi di natura economica, oppure, come dicevo, quei momenti in cui si incassa o entrano delle cose per cui si è tanto lavorato. E qui c'è l'atteggiamento di quello che presumo essere il figlio, perché compare questo domestico, quindi in questo caso ladro domestico, chiaramente è come se di fronte a determinate occasioni il comportamento, l'atteggiamento di questo ragazzo sia cambiato, ovviamente non in chiave positiva. La carta del ladro spiega come questa persona possa aver avuto degli atteggiamenti non proprio trasparenti, okay? Quindi sicuramente molte delle difficoltà che stai vivendo sono legate a questo figlio. Attualmente però la linea del presente mi parla di come ci possano essere opinioni divergenti, quindi proprio quello che possono essere anche, delle situazioni dove siete molto distanti nella vostra personalità e queste personalità emergono in modo importante. Però non mi stanno parlando di malocchi, malanove o altri lavori che possono aver lanciato sulla famiglia. Mi sembra piuttosto che il clima possa prevedere un momento di riappacificazione. Imeneo, fedeltà, dottore, sembra che comunque si possa trovare, anche magari grazie all'aiuto di qualcuno,
di nuovo un po' di armonia a casa. Il problema gira intorno a vecchie questioni e a preoccupazioni che possono anche essere ogni tanto di natura economica. Quindi, è lì che c'è una situazione ambigua ed è lì che si generano poi delle difficoltà. Quindi potrebbe essere legato alla gestione dell'aspetto proprio finanziario in casa, le rispettive responsabilità. Quindi diciamo che, magari ci sono dei passaggi dove è meglio guardarsi. La carta del nemico parla anche di, ehm parla anche di come sia necessario fare delle verifiche, dei controlli, degli accertamenti, che possono essere anche proprio legati a controlli di persone, con un compito, un ruolo, una professione proprio adatta a questi controlli. Ora, io non so se possa riguardare assistenti sociali o ma non penso, non credo che abbiano l'età, di questa natura, però ci sono sicuramente delle situazioni che ti porteranno ancora a diffidare. Forse azioni prese con eccessiva leggerezza, quindi bisognerà stare veramente un po' attenta, però, non mi sembra, una situazione irreversibile o che sia osteggiata da, come si dice, lavori occulti, non ne vedo traccia, Marina, quindi ti voglio rasserenare. Quello che si vede comunque in esito, finalmente una notizia importante che può essere legale, che può essere, anche l'esito di una qualche causa. Quindi se ci dovessero essere degli sviluppi, dove di mezzo ci sono delle autorità che poi possano essere esattori, creditori o qualsiasi altra situazione legata alla giustizia, comunque c'è una svolta positiva nella vostra famiglia. Quindi, mah, è dura, ma non è impossibile, ecco. Diciamo che il clima è un po' questo. Mh. Okay, il Marietto mi fa segno che il tempo della diretta praticamente volge al termine. Sicuramente, vi ricordo, come ho detto all'inizio, disponibile per consulti professionali. Il consulto ha un costo di 20 €, la durata di 40 minuti, quindi se volete approfondire le tematiche che vi stanno a cuore, se volete sottopormi dei dubbi, se avete bisogno di vederci più chiaro, contattatemi tramite Telegram o WhatsApp a vostra preferenza e prenotate il vostro